Siamo in compagnia con Giulia Reginato. Allora Giulia, un 3-0, un commento su questa partita contro l'Olimpia Vignola. Vabbè, allora, penso sia stato abbastanza palese il fatto che durante il primo tempo le cose sono andate molto male, nel senso la squadra non girava, il centrocampo non serviva palloni all'attacco e quelle poche occasioni che abbiamo avuto alla fine non le abbiamo sfruttate. Poi, diciamo che il secondo non abbiamo comunque giocato come siamo capaci di fare, però perlomeno abbiamo avuto la concretezza di fare gol e comunque di portare a casa questi 3 punti che sono importanti per la classifica. Speriamo insomma di continuare così e vediamo come va. Hai avuto solo un intervento su una punizione, per il resto ordinaria amministrazione. Sì, dai, per fortuna non hanno avuto occasioni lampanti, diciamo. Abbiamo giocato bene in difesa, secondo me mi sono piaciute le mie compagne e quindi non hanno creato grandi occasioni da gol. Ringraziamo Giulia e in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie.